Cinta la testa, dove la vittoria e porca la chioma, che schiava di Roma il Dio la creò. Stringiamoci a cohorte, siamo pronti alla morte, siamo pronti alla morte, l'Italia chiamò. Stringiamoci a cohorte, siamo pronti alla morte, siamo pronti alla morte, l'Italia chiamò. Sì! Possa riassumere tutti i commenti e tutte le espressioni che possiamo alzare l'ideale di una società democratica in cui tutte le persone vivono insieme in armonia e con pari opportunità. E detto questo da un uomo che ha subito più di 20 anni di carcere e carcere duro per affermare i valori, gli ideali appunto della convivenza, della democrazia, della opportunità di costruire assieme, di democrazia aperta che riconosce anche i livelli delle amministrazioni locali, i livelli delle comunità locali. Nelson Mandela, who had become the face of the struggle for freedom, much to the awe of the international community, South Africa produced a constitution which is hailed as the most progressive ever. When he said, I quote, "When a man has done what he considers to be his duty to his people and his country, he can rest in peace. I believe I have made that effort, and that is therefore why I will sleep for the eternity." Those good. Thank you so much. Rappresentanti di Stato di tutto il mondo in quel triste giorno erano presenti ed hanno portato profondi e sentiti tributi, tutti a volere onorare e dimostrare il loro rispetto per un grande uomo, Nelson Rolihlahla Mandela. Questo uomo fu liberato dopo 27 anni di carcere e ha insegnato a tutti noi una qualcosa di immenso, qualcosa che rimarrà vivo per sempre in ognuno di noi, che la libertà è un diritto inattaccabile, che la vera libertà non è solo quella fisica ma anche quella della mente. Nelson Mandela non rinunciò mai alla libertà della sua mente e alla chiarezza dei suoi intenti. Lo fece con coraggio e dignità. Così facendo, egli in modo diverso liberò tutti noi dagli oppressori, dalla disperazione, dalla paura, dall'arroganza e dalle nostre personali prigioni. Davvero poche sono le occasioni di ricordare un grande uomo e al contempo l'affacciarsi di una nuova e compiuta democrazia con le elezioni. Ci sono situazioni che impressionano per il divario esistente fra crescita del PIL e crescita dei diritti individuali e collettivi. Il Sudafrica in questo rappresenta un esempio di come la strada non sia mai segnata una volta per tutte e che effettivamente il risveglio delle coscienze può incidere sul destino dei popoli. Mandela sosteneva pure che non esiste nessuna strada facile per la libertà e i diritti, e di questo siamo consapevoli. Per molto tempo noi stessi abbiamo accettato disuguaglianze intollerabili
e credo sia giunto il momento di lavorare insieme per cambiare radicalmente il sistema, anche qui in Italia e in Europa. Abbiamo conosciuto troppe guerre per non amare incondizionatamente la pace. Le radici non devono sprofondarsi nel buio atavico dell'origine, bensì allargarsi in superficie come rami di una pianta, sino a incontrare altri rami di altre piante e a stringerli come mani. Sono per me le mani raffigurate nel mosaico composto dalla scuola di Spilimbergo che la regione Friuli Venezia Giulia offre oggi in dono alla Repubblica Sudafricana. This is from our artist. You back to what you were talking about. Back to our vineyards. Yeah, the vineyards.